A Palazzo dei 300, qui a Treviso, si è tenuto un interessante convegno organizzato dal Consorzio del Prosecco DOC. Iniziamo la nostra carrellata con gli esperti intervenuti a questo convegno importantissimo organizzato dal Consorzio Prosecco DOC di Treviso. Incontriamo il professor Luigi Moio dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuto professore. Allora, un intervento importante con due punti fermi, l'interazione in campo e in cantina. Sono due aspetti davvero importanti. Sì, sono importanti in modo particolare proprio in questa denominazione, il Prosecco, perché intanto è un vino bianco, quindi un vino mosso appunto, e il peso delle tue componenti è quasi equivalente, quindi come dire le bottiglie non vengono fuori direttamente dalla vite, quindi bisogna produrre dei grappoli d'uva in perfetta armonia in tutti i componenti, poi quei grappoli d'uva daranno origine a un vino base, poi quel vino base viene spumatizzato e quindi è davvero equivalente. Quindi in campo bisogna, secondo me, far di tutto per avere una sintonia perfetta appunto tra le viti e l'ambiente pedoclimatico in cui vegetano, e in cantina invece impegnarsi al massimo con una tecnologia d'avanguardia per preservare appunto il quadro aromatico del vino, per preservarne tutte le caratteristiche sensoriali che poi renderanno questo vino riconoscibile. Ecco, questo è un altro aspetto importante, cioè l'autenticità di una denominazione, l'identità sensoriale di una denominazione, in modo tale che gli appassionati, attraverso la degustazione, attraverso l'olfatto, attraverso il consumo, possono collegarlo e ricondurlo ai territori di origine. E questo è, come dire, è la sostanza di una denominazione di origine, ed è fondamentale perché in questo modo si riesce, come dire, traina tutto, perché traina che cosa? La cultura dei luoghi, i paesaggi associati, la bellezza dei luoghi, e quindi diventa il vino stesso un ambasciatore straordinario appunto di un territorio fantastico. Secondo me è importante spingere su basi tecniche, su basi vere, evidenti. Ecco, bisogna raccontare delle cose che i consumatori possono osservare, possono constatare, ecco, non favole, ecco, fatti veri. Questo è importante, secondo me, e far vedere tutto ciò, e poi far capire che, come dire, l'unicità di questo vino, la fortuna secondo me del Prosecco è stata quella di non copiare appunto dei modelli. È una cosa completamente differente dallo champagne, e quindi la fortuna è anche nella semplicità di questo vino, che non nella complessità, e quindi far capire che tutto come un puzzle magicamente si incastra, proprio perché sono cose diverse, e quindi non c'è competizione e non c'è concorrenza appunto con altri esempi del genere. Grazie al professor Luigi Moio della Università Federico II di Napoli. Si è parlato di innovazione nelle DOC. Qui con noi abbiamo Michele Fino dell'Università di Pollenzo. Allora, professor Fino, si può fare questa innovazione nel mondo delle DOC? Si deve fare perché il mondo va avanti costantemente. In realtà le nostre DOC sono il frutto di un momento storico in cui un'innovazione si è consolidata in una tradizione, tuttavia il processo che ha portato alla nascita di quella tradizione non finisce mai, continua sempre. Quali sono i correttivi, se ci sono e se servono, da porre in atto ad esempio per una DOC come quella del Prosecco, che ha vissuto e sta vivendo un grande successo? Beh, non parlerei di correttivi, ma parlerei di evoluzioni possibili. Sicuramente oggi le misure agroambientali sono un tema che deve entrare nei disciplinari, mentre fino ad oggi non lo erano.
fino ad oggi si parlava di agricoltura come di altro rispetto all'ambiente, questo non ha proprio più significato. E dall'altra parte certamente si può parlare di nuove tipologie, bisogna valutare però attentamente rispetto a queste ultime quanto queste impattano sull'identità del prodotto, nella misura in cui si rischia di fare una somma che dia un risultato non positivo ma negativo. Oggi il prodotto Prosecco è chiaramente identificato con un certo tipo di vino, fatto in un certo tipo di modo, con un determinato profilo sensoriale. Se questo vino fosse più secco, fosse di colore diverso, avesse un profilo aromatico che integra ad esempio leggermente la frutta rossa rispetto alla mela tipica del Prosecco, siamo certi che i consumatori comprenderebbero il legame tra questo e la tradizione del Prosecco, saluterebbero la novità e amplierebbero la disponibilità, o si troverebbero un po' disorientati? E questo è il discernimento che mi sono permesso di suggerire questa mattina. Ci vuole grande attenzione per capire dove si può innovare senza rompere e senza incrinare il rapporto di fiducia tra produttori e consumatori, e laddove invece il rischio è più alto. Sulle misure agroambientali, sulle varietà resistenti create con la genomica, mi sento di dire che il rischio di rompere il patto è molto basso. Su una nuova tipologia produttiva il rischio è maggiore, quindi bisogna, se si decide di affrontarlo, prendere delle misure meditate in maniera lunga. Grazie al professor Michele Fino dell'Università di Pollenza.